È partita questa mattina da Padova una campagna per denunciare il buco di 1 miliardo generato dalla Lega Nord nell'ambito della politica sanitaria. La Lega fa tante chiacchiere, però i fatti concreti dimostrano che sta producendo un buco nella sanità enorme che pagheranno purtroppo i cittadini attraverso l'aumento dei ticket, la riduzione dei servizi e i lavoratori nel campo della sanità. Noi denunceremo questa situazione e soprattutto richiederemo finalmente un Consiglio regionale straordinario per fare chiarezza sui conti pubblici della sanità. Basta discutere di caccia in deroga, vogliamo discutere dei problemi concreti, della crisi dell'occupazione e soprattutto di questo buco della sanità, richiedendo che questa crisi del settore sanitario non venga a ricadere sui cittadini.